ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Dalle prime luci dell'alba nelle province di Bari, Palermo e Taranto, nel corso di un'operazione dei carabinieri sono state arrestate 19 persone, 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari su ordine del GIP della Procura di Bari su richiesta della DDA. I capi di imputazione sono associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, scambio elettorale politico mafioso. Operazione Terra Bruciata, oltre 200 carabinieri del Comando Provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Etneo nelle province di Catania, Cagliari e Rimini. Più di 30 gli indagati, 21 invece le ordinanze di custodia cautelare in carcere, accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e concorso in violazione di domicilio aggravata da violenza su cose a mezzo incendio, reati aggravati dal metodo mafioso. Arrivano finalmente i nomi dei deputati regionali eletti all'ARS. Dopo un mese esatto dalle elezioni del 25 settembre, anche a Catania e Messina viene fatta chiarezza. I ritardi delle due province siciliane sono stati dovuti alla necessità di ricontare le schede a seguito di una serie di errori riscontrati in alcune sezioni durante lo spoglio. Tutti i nomi dei deputati eletti sul nostro sito newsicilia.it. La pediatra catanese Marianna Libranti parla della grave carenza di pediatri nel territorio, frutto di un'atavica assenza di programmazione da parte delle aziende sanitarie e dell'assessorato regionale, a cui va ad aggiungersi negli ultimi anni la stretta del numero dei medici determinata dal numero chiuso degli iscritti in medicina. L'intervista è integrale, potete leggerla sul nostro sito newsicilia.it. Con questo per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.